Dica che andava il suo campo di domenica, però... Allora, io intanto direi di collegarci con Davide Brandi e poi torniamo a parlare di questa difesa anche di Di Lorenzo, che è instancabile e non si ferma mai. Il Presidente è contento di Di Lorenzo. Quanto vale Di Lorenzo? Tanto. Molto. E allora intanto colleghiamoci con Davide Brandi e un saluto a Lucio Ciotera. Buonasera a tutti, buonasera Delia, buonasera Lucio, tutti gli amici in studio. Eccoci alla rubrica di lingua napoletana e andiamo a svelare il modo di dire che abbiamo indicato l'altra volta. Vediamo quanti di voi hanno indovinato, ce lo dirà Delia dopo. La frase era questa qui: sinucate e colla. Che cosa significa sinucata e colla? E questa è una cosa meravigliosa, tutta napoletana, perché innanzitutto analizziamo la parola cato. Allora, cato sarebbe il secchio, che in napoletano deriva dal greco, pensate, kados, che era il catino, il famoso catino. Quindi dire ad una persona tu sinucate e colla, andiamo a dirgli che è una persona pesante, è uno lento, è uno borioso, uno che veramente non difficile. Perché si associa al secchio di colla? Perché, per esempio, provate ad immaginare di mescolare con una mestolina un secchio con l'acqua, è fluida, quindi scorre tranquillamente. Invece un secchio di colla è più pesante, quindi si fa più fatica, no? È faticoso. Pensate cosa gli è venuto ai napoletani. Quale accostamento? Immaginate una persona in auto davanti a voi che procede a 30 all'ora, dove il limite magari è 80, no? Allora lì viene proprio spontaneo di dire uai che catecolla che ci sta davanti. Ma ci sono stati anche dei giocatori molto lenti nelle azioni. Per esempio, io ricordo quando giocava Massimo Mauro, che era bravissimo, però era lento, teneva quella palla e non la passava, era lento. Lo stesso Sosa, ve lo ricordate? A Sosa, pochi anni fa, qualche anno fa è stato. Ebbe quando lo vedevo giocare io dicevo sempre, muai che caticolla, perché non passava mai quella palla e com'era pesante. Benissimo, allora passiamo alla parola invece nuova di questa sera, che forse è un po' più difficile, ma quando andremo a scoprirla, veramente apriremo un mondo meraviglioso. La parola è questa: arecovata. Che cos'è in lingua napoletana arecovata? Bene, inviate le vostre risposte alle indicazioni che vi darà Delia lì in studio e con me ci vediamo la prossima settimana, svelando questa e con una nuova parola. Un bacio a tutti e un saluto. Ciao Delia, ciao Lucio, ciao Maurizio, ciao Presidente, ciao Giovanni Francini, ciao. Davide, un abbraccio da tutti noi, ti aspettiamo in studio. Allora, chi è Nucate Colla? Nucate Colla è... L'abbiamo messo in Sì, dubbio. no, ho capito, Parlando, ma fammi allora un esempio. ti distrai, Chi perché fra sei sempre di voi col è cellulare in Nucate mano. Colla? C'è un Cate Colla qua in studio? No, spero di no. Gianni, perché ridi? Non lo so. Vuoi dire qualcosa tu? No, sto scherzando. E allora... Che vuoi dire? Che Giovanni è un catecolla? Che è un po' alla russa? No, cioè... Che vuoi dire? Un po' pesante. No, stavo scherzando. Un po' pesante, però voi lo sapete cosa significa recoveta? Lo sappiamo, ma non lo possiamo dire, sennò poi vince il biglietto. Che si vince? E allora, si vincono i biglietti per Teatro Villa Caracciolo, però probabilmente la prossima settimana che torna Lucio ci vediamo cosa regalare, perché al momento Teatro Villa Caracciolo è interrotto, quindi vediamo, ne parleremo anche con Lucio. Intanto ringraziamo Davide Brandi e non è regaliamo per il momento, siccome è interrotto, regaliamo 2 biglietti per la tombola Vaiassa. Ci sono ancora delle date. Dai, bene, mi piace, per grazie sabato, Diego. Al Teatro Lazzari Felici, se vi fa piacere. Poi sto improvvisando così perché Vai. Quindi Teatro Lazzari Felici, se vi fa piacere partecipate al gioco, non so come si gioca, ma ve lo dice Delia, però c'è la tombola Vaiassa, ancora poche date che fortunatamente ci sono state durante tutto il periodo natalizio. Continuiamo sabato 15, quindi se vi fa piacere venite a giocare alla tombola, ma è un modo per fare spettacolo con il gioco della tombola. Grazie Diego!
Diego, bravo, grazie per il suo regalo così, sorpresa per i telespettatori degli Ci ha fatto la pubblicità, capito? Ha fatto la marchettina a vola a la vola. marchetta, ma anche i nostri telespettatori saranno contenti perché se indovinano cosa significa Aregoveta, taggandoci nelle loro storie, ora possono scrivere il significato sia scritto che in un video, però ci devono spiegare il significato di questa parola e devono taggarmi nelle storie in modo che io le possa vedere, vincono 2 biglietti per la tombola Vaiassa di Diego Sanchez. Quindi grazie Diego per questo regalo. E intanto io insomma penso che non è nucata e colla di Lorenzo, perché si dà sempre da fare instancabile, no,